La più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini, ben ritrovati al Palahockey di Forte dei Marmi questa sera per la sesta giornata per quanto riguarda il campionato di Serie A2 Girone B. Si affrontano il Versilia Hockey Club Forte dei Marmi e l'Hockey Sarzana. Gara importantissima, al momento il Forte dei Marmi è in quarta posizione in una classifica che definire corta è un eufemismo, cortissima, e potrebbe in caso di vittoria scalare fino al primo posto, perciò insomma capite bene che la posta in palio è importantissima. Dall'altra parte c'è un Sarzana che al momento occupa l'8° posto con 3 punti e che ha disperatamente bisogno di rialzare la propria classifica e soprattutto di far giocare questi ragazzi giovani, Vanello, gli Angeletti, Farina, insomma ragazzi molto giovani che già hanno dimostrato anche nella massima serie di poter dir la loro. Ma vediamo intanto le piste in pista, le due squadre, e allora se la regia è pronta andrei a vedere le formazioni che questa sera daranno il via e chiuderanno questa sesta giornata di Serie A2. A centropista gli arbitri, che sono il signor Eugenio Sala, coadiuvato dal banco dei cronometristi da Massimo Cardelli. Ma vediamo l'Hockey Sarzana che arriva al Palahockey di Forte dei Marmi con il numero 1 Alessio Perroni, il numero 5 Mattia Rispogliati, il numero 8 Andreani Giampiero, il numero 9 Carlo Vanello, il numero 18 Matteo Pistelli, il numero 24 Lorenzo Angeletti, bomber della formazione con 4 reti, il numero 46 Andrea Perroni, il numero 54 Kevin Farina, il numero 77 Alex Lavacetti e il numero 35 Alexander Crocca. L'allenatore è il signor Giovanni Beretta. E vediamo anche la formazione del rosso-blu, Versilia Hockey Forte, con il numero 1 Raffaello Ciupi, con il numero 2 Gabriele Ambrosio, con il 3 Tommaso Giovannelli, il 4 per Brando Del Medico, il 5 Edoardo Pucciarelli, il 6 Piercarlo Cacciaguerra, il 7 Diego Chereches. E abbiamo però adesso, scusate, un minuto di silenzio e lo rispettiamo insieme alla squadra. Dunque l'applauso del Palahockey di Forte dei Marmi. Dicevamo la formazione rosso-blu, intanto le squadre sono già schierate in pista, finiamo velocemente. Il 7 Diego Chereches, l'8 Fabio Lossi, il 9 Lorenzo Giovannelli, il 10 Giulio Bacci, allenatore il signor Andrea Facchini. Forte dei Marmi in pista con il portiere col numero 10 Giulio Bacci, Gabriele Ambrosio, Cacciaguerra, Chereches e Giovannelli Tommaso. Dall'altra parte abbiamo il portiere, se non vado errato dovrebbe essere Perroni, poi con il 46 Andrea Perroni, il portiere Alessio Perroni, poi vediamo con il numero 18 Matteo Pistelli, perciò insomma Pistelli e Andrea Perroni sono colonne importanti, con il numero 9 Carlo Vanello, e poi rimane ormai da scoprire l'ultima maglia, la vediamo qua con il 77 Alex Lavacetti, e il Forte dei Marmi recupera sfera con Ambrosio
e va ad impostare. Cacciaguerra in possesso di pallina, sfera all'indietro per Kerekes che cambia dall'altra parte per Giovannelli. Misse Giovannelli, intercettato, sfera che rimbalza sulla stecca del numero 9 Vanello che cerca l'incursione, l'appoggio è per Pistelli, poi la sfera corre dietro ancora per Vanello, il blocco consente agli spogliati di a Perroni di manovrare sfera, di andare al tiro a lunga distanza, tiro fuori dallo specchio della porta, poi ancora il Sarzana che ci prova, nessuna difficoltà per Bacci, recupera la sfera Cacciaguerra, rimposta su Kerekes e porta avanti sfera per i suoi. Cacciaguerra in possesso di pallina, ancora il Forte dei Marmi che manovra in orizzontale, Kerekes, da questi a Giovannelli, Tommaso Giovannelli in fascia destra, si accentra, poi l'appoggio è per Gabriele Ambrosio in percussione, arriva fin dietro la porta dell'avversario, ancora sfera all'indietro per Kerekes, una manciata di secondi per concludere l'azione d'attacco, cerca il filtrante Giovannelli, non riesce ma recupera i 45 secondi, dunque ancora il Forte dei Marmi che può manovrare con Giovannelli dietro porta per Cacciaguerra, attaccato, resiste alla carica, mantiene il possesso della pallina, cerca di farsi vedere Giovannelli dietro la porta, controllato dal 18 Pistelli, ancora lui, tanto c'è movimento in area, niente da fare, ancora Giovannelli, l'incursione per Cacciaguerra al centro, poi va alla conclusione, la respinta del portiere, la sfera recuperata per un momento ma poi la porta avanti il Sarzana, dunque sono i liguri con il numero 9 Vanello, ancora la formazione ligure che cerca l'incursione, sporcata la sfera, Cacciaguerra e Vanello lo lottano all'angolo, alla meglio Cacciaguerra, se ne va in fascia sinistra, cambia dall'altra parte per Giovannelli al centro per Kerekes, poi Ambrosio che ci prova e questa volta si supera il portiere ligure a sventare, c'è il fallo di squadra a carico del Sarzana quando sono passati 2 primi e 49, il risultato 0-0, un fallo a carico del Sarzana, si batte dal vertice basso, già battuta, Giovannelli in possesso di sfera, cerca e trova Kerekes, la percussione in fascia destra di Kerekes, si ferma, aspetta il piazzamento, lo appoggia ancora per Tommaso Giovannelli al missile, ancora una volta sventa molto bene il portiere del Sarzana e poi il Sarzana se ne va in contropiede, sfera all'indietro, niente da fare, la recupera il portiere Bacci, la rilancia per Cacciaguerra, l'appoggia dall'altra parte per Kerekes, avanza in fascia sinistra, Kerekes va da solo, il tiro è smorzato dall'avversario, poi una serie di rimbalzi di sfera favoriscono la ripartenza per il numero 18 Pistelli ancora cerca di metterla al centro per Lavacetti, niente da fare, chiusa all'angolo, Lavacetti deve uscirne, pressing del rosso-blu, Lavacetti trattiene sfera, la punizione in favore del Forte dei Marmi, dunque Forte dei Marmi per Cacciaguerra per Kerekes, esce dalla zona buia, cerca l'incursione, non ha nessuno per lo scarico, perciò all'indietro per Cacciaguerra per Giovannelli, Tommaso Giovannelli in orizzontale, Kerekes cambia ancora per Ambrosio ancora dal cerchio di centropista, fascia sinistra, Forte dei Marmi che ci prova ancora Giovannelli in incrocio, poi il tentativo che però esce fuori dallo specchio della porta, ma era stata molto buona l'idea. Adesso c'è il tentativo ancora di Kerekes, questa volta niente da fare, sfera che rimane a metà strada e dunque riparte il Sarzana, Vanello in possesso di sfera, controllato da Kerekes, costretto a tornare sui propri pasti per Perroni, poi il tentativo deviato, rischio per il rosso-blu, attenzione che la sfera è recuperata ancora dal Sarzana, poi si intromette Giovannelli,
sfuma l'occasione per il Sarzana, che adesso va a tentare una conclusione forzata. Nessuna difficoltà per Bacci, che può rimpostare l'azione d'attacco con Cacciaguerra. Kerekes in possesso di pallina. Ancora il tiro deviato, Sfera che si impenna, l'arbitro dice che si può proseguire. Con Pistelli in fascia sinistra, cerca un compagno, lo trova in Vanello, poi la sfera recuperata da Kerekes per Giovannelli, per Kerekes ancora, non si avvede del varco, facile per noi vederlo da quassù. E dunque l'Hockey Versilia manovra, si difende con ordine il Sarzana. Giovannelli ancora, palla all'indietro, Ambrosio, Giovannelli e Kerekes per Giovannelli in fascia destra, cerca la percussione, supera un avversario, prova a stringere per il tentativo, poi fa tutto da solo e colpisce il palo. Giovannelli, la sfera rimane a metà strada, recuperata, poi non ci arriva Cacciaguerra e dunque deve tornare all'impostazione la formazione rosso-blu. Poteva essere una buona occasione per far scattare un contropiede. Ambrosio in possesso di pallina, cerca il filtrante per Cacciaguerra, ma capisce tutto l'avversario. Attenzione, 2 contro il portiere Bacci, che non può niente. Rimbalzo maligno, sfera che carambola sulla stecca di un giocatore del Sarzana, che se ne va, porta avanti sfera e poi è Perroni a fare 1-0 per il Sarzana. Quando sono passati 6 primi e 30. Dunque dopo 6 minuti Perroni fa 1-0 Sarzana. Forte dei Marmi che deve ritrovare la continuità che per la verità fino a questo momento ha avuto là davanti, ma ha trovato un'ottima difesa e un portiere che in un paio di occasioni ha tolto le castagne dal fuoco. Un palo anche quello ha tolto le castagne dal fuoco. Di fatto, quando mancano 18:30 alla fine, il risultato dice Sarzana 1, Forte dei Marmi 0. Tutta da giocare, tentativo ancora di Giovannelli, il filtrante per Ambrosio, poi in profondità per Kerekes, 2 su di lui, perciò sfera all'indietro, ancora Giovannelli, supera un avversario, entra nell'area di rigore, poi non c'è nessuno per lo scarico. Giovannelli riesce comunque a restituire sfera a Ambrosio, a impostare l'azione d'attacco, sfera all'indietro, Giovannelli ancora, punta l'avversario, va alla conclusione accompagnata, sfera alta dice l'arbitro, punizione. Intanto il Sarzana è entrato in pista con il primo cambio, è il numero 24 Angeletti al posto di Carlo Vanello. Dunque Forte dei Marmi che manovra ancora con i 4 alfieri. Giovannelli, poi c'è il fallo in attacco, la punizione in favore del Forte dei Marmi. Vediamo il signor Sala che rettifica la posizione, siamo 2 metri fuori dall'area di rigore, posizione leggermente defilata, potrebbe starci anche una conclusione, vediamo se questa è l'idea. In effetti così era, passa al lato ma Ambrosio la recupera per il Forte dei Marmi che rimposta su Giovannelli che la fa correre per Cacciaguerra. Cacciaguerra cambia ancora per Giovannelli, arretratissimo, deve uscire dalla zona buia, lo fa in questo momento, poi serve Ambrosio, da questi a Cacciaguerra, Cacciaguerra per Giovannelli che entra in aria, va alla conclusione, miracolo del portiere, molto bravo in questo frangente. Porteroni che deve difendersi, l'attacco dei Liguri passa dalla stecca del numero 46 Perroni all'indietro per Pistelli che tenta un tiro dalla lunghissima distanza, la sfera recuperata da Cacciaguerra, Cacciaguerra al centro, Kerekes e ancora il portiere ligure sugli scudi, fa più che da boa, fa veramente da salvagente alla propria squadra. Dunque Forte dei Marmi che va vicinissimo, poi il tentativo di filtrante di Giovannelli non riesce,
lamenta qualcosa Giovannelli, ma l'arbitro non è di questo avviso. La sfera in profondità, poi la recupera Cacciaguerra con gran mestiere da questi ad Ambrosio, ma c'è l'incursione, la sfera ancora e il gol del raddoppio. Ancora una sfera persa a centropista, rimane a metà strada e ancora Perroni si trova, no scusate, il numero 5 Rispogliati si trova a tu per tu con Bacci e non può far altro che infilarla dentro. 2-0, due contropiedi, due sfere perse a centropista sanguinosissime, due contropiedi, e dunque il primo di Perroni al 6:30, il secondo di Rispogliati. 2-0 Sarzana, si fa molto più che in salita, tutt'altro che felice mister Facchini in panchina, che chiede ai suoi maggiore attenzione, che oggettivamente abbiamo aiutato fin troppo queste due reti del Sarzana. Dunque si riprende a giocare con il Forte dei Marmi, effettua il primo cambio, turno di riposo per Ambrosio, entra Lorenzo Giovannelli al suo posto. 16:04 alla fine, dunque 2-0 con il Forte dei Marmi che deve rifar tutto da capo, sfera che rimane addosso al portiere, incursione buona ma troppo vicino al portiere. Attenzione adesso che c'è il tentativo dalla lunghissima distanza su cui interviene Kerekes, che poi finisce a terra e l'arbitro ha un momento di esitazione prima di assegnare il fallo di squadra. Per un attimo ha avuto quasi l'idea, o perlomeno ha dato l'idea, di allungare la mano verso il cartellino. Ancora comunque il Sarzana che ferma l'azione, adesso il pressing di Giovannelli, la sfera in profondità per il numero 5 Rispogliati, attaccato ma mantiene la sfera, la cambia per Lavacetti che va alla conclusione, la parata del portiere rosso-blu, era un tiro centrale, comunque ci deve mettere del suo. E adesso Giovannelli, Tommaso in possesso di pallina in mezzo a tre giocatori e forse bisogna farlo girare un po' di più, è già la seconda volta che ha la meglio e c'è adesso l'aggancio di Lavacetti. Poco fa era stato graziato dall'arbitro, adesso non è così. Quando siamo al 10° minuto Lavacetti prende il cartellino blu. Dunque Forte dei Marmi che avrà 2 minuti di superiorità numerica, poi un conto è dirlo, un conto è trasformarli, perché abbiamo visto che la difesa del Sarzana fa buona guardia là davanti al portiere, si era recuperata subito dal Forte dei Marmi, ma ancora Giovannelli, Lorenzo per Tommaso, bisogna essere forse un attimino più veloci in questo frangente. Ancora Tommaso si allarga per il tiro, poi ci rinuncia, serve ancora Lorenzo. Tommaso ancora in possesso di pallina, il missile passa al lato, la sfera recuperata da Kerekes per Giovannelli, ancora per Kerekes che ci prova, la para il portiere, il Forte dei Marmi recupera i 45 secondi, ancora non c'è stata la possibilità dell'incursione dentro l'area di rigore, sempre più stretta il gol di Giovannelli di straprecisione, la passa ripetutamente con Kerekes e poi gli torna a sfera a 11:04. È Giovannelli che dimezza lo svantaggio per il Versilia Hockey Club.
Pallina adesso per il fallo di Kerekes sul 46 Perroni. Deve battere dal vertice basso alla sinistra di Bacci. 13:48. Battuta in questo momento. Sfera all'indietro, ovviamente adesso il Sarzana cercherà di sfruttare tutti i 45 secondi di inferiorità. La sfera è però recuperata da Kerekes, che ha ancora un mezzo minuto di superiorità numerica. Kerekes per Giovannelli, Giovannelli per Kerekes, per Giovannelli, poi intercettata la sfera, ancora Kerekes in possesso di sfera per Kerekes, l'incursione di Kerekes, la parata del portiere. Poi è il numero 46 Perroni che manovra sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco a 10 secondi dalla fine della superiorità rosso-blu. La sfera è in possesso del Sarzana. Tutto pronto per la battuta. Battuta in questo momento. Tentativo di filtrante lungo, la sfera la recupera però Lorenzo Giovannelli, finisce l'inferiorità numerica e dunque torna a manovrare il Forte dei Marmi, che riesce comunque a dimezzare lo svantaggio quando mancano 12:51. Se n'è andato il primo quarto, poi la palla è ancora per il Forte dei Marmi. Giovannelli, il tiro, la parata del portiere veramente molto importante, sfera che scorre lontana, va a recuperarla Lorenzo Giovannelli. Lorenzo ancora in percussione, si ferma, la dà all'indietro per Kerekes, da questi a cacciaguerra, chiama la calma mister Facchini. Kerekes ancora a cacciaguerra per Kerekes, da lì sono partiti due contropiedi veramente assassini e c'è adesso la sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco. L'arbitro dice che la rimessa è per il Sarzana. 12:04, se n'è andato il primo quarto di gara, 2-1 il risultato. Perroni e Rispogliati, poi il gol di Tommaso Giovannelli. La sfera adesso corre velocissima nell'angolo, Perroni ancora cerca una conclusione che però è altissima, l'arbitro fa proseguire, la recupera il Forte Marmi con Kerekes, da questi a Giovannelli, il missile Giovannelli. E c'è il gol che sinceramente non ho capito da dove sia passata. Spero la regia me lo faccia rivedere da tutte le posizioni, perché questa è veramente una martellata. La rivediamo da questa posizione fra portiere e palo, se non vado errato. No, è passata alla sinistra del portiere, veramente una precisione impressionante. Dunque pareggiato il tutto sempre con Giovannelli, che poi va a recuperare sfera, la fa correre per Kerekes. Dunque il Forte dei Marmi in 2 minuti la pareggia, poi va vicino anche al vantaggio sempre con Giovannelli, questa volta però è l'altro Lorenzo, la recupera Lorenzo, l'appoggia ancora per Tommaso Giovannelli, che ha timbrato la 13ª rete in questa Serie A2. Dobbiamo parlare però anche del fatto che 13ª rete, intanto la deviazione di Kerekes passa di un soffiallato. Buona l'idea, tutti si aspettavano la martellata, non è stato così, sfera che corre lontana. C'è Tommaso, la recupera, la rilancia per Piercarlo, ancora dall'altra parte Lorenzo, Tommy fa tutto da solo, attaccato fra due avversari, hanno la meglio ma si intromette Cacciaguerra, poi si lotta nello stretto, Cacciaguerra ne esce, deve reimpostare l'azione da lontano ma lo fa molto bene. Ora Cacciaguerra fa girare sfera il Versilia Hockey Club Forte dei Marmi dopo aver raggiunto il pari. Kerekes, ancora Kerekes per Tommaso, fraseggiano i due,
Si difende la formazione allenata da mister Berretta. Attenzione, Lorenzo all'angolo, poi bisogna far scadere il tempo, ci prova, niente da fare. È il numero 8 Andreani, intanto è entrato in pista, che rimposta l'azione d'attacco per la formazione ligure. Rispogliati, Pistelli attaccato, riesce a trovare un varco ma solo momentaneo perché si intromette la formazione, la difesa rossoblù, con Giovannelli, Cacciaguerra, Kerekes, Lorenzo ancora. Intanto si accende la spia verde, time out chiesto dalla formazione del Forte dei Marmi. Cacciaguerra, sfera all'indietro, Lorenzo, ancora Cacciaguerra, poi dietro porta per Lorenzo, cerca di farsi vedere la squadra del Forte dei Marmi. Lorenzo fa tutto da solo, appoggia all'indietro per Kerekes, tenta il tiro, la sfera recuperata dal numero 5 Rispogliata, rilanciata per Perroni al centro, ma c'è l'intervento di Kerekes provvidenziale, spezza la trama offensiva. Non arriva la sfera a Andreoni e siamo già dall'altra parte con Cacciaguerra per Kerekes. Manovra il Forte dei Marmi. Lorenzo, Giovannelli per Tommaso, da questi a Kerekes. Adesso alza un filo la difesa il Sarzana, il tiro è però contrato, dunque niente di fatto con il Forte dei Marmi che riporta avanti sfera. Lorenzo attaccato, ma Cacciaguerra ancora per Lorenzo, incrociano i due, ci prova, la para il portiere col cosciale, riparte Rispogliati per il Sarzana in fascia destra, sgroppata infinita, l'incrocio con il compagno, riesce a servire Pistelli, all'indietro è Perroni, ancora Rispogliati, dietro per Pistelli, cerca il filtrante al centro, non ha difficoltà Bacci a spiazzare l'area, poi Giovannelli recupera la sfera per i suoi, rimposta l'azione su Lorenzo in fascia destra, si ferma, aspetta il piazzamento, intanto c'è un cambio, fuori Cacciaguerra, primo turno di riposo, e dentro Brando del Medico con il numero 4. Ancora Giovannelli, poi la sfera rimane a metà strada e dunque Perroni può rimpostare l'azione, andare alla conclusione. La sfera è intercettata senza difficoltà da Kerekes e il Versilia Hockey Club torna in avanti. Ricordo il risultato 2-2. I primi 8 minuti vanno a segno Perroni e Rispogliati e portano avanti il Sarzana. Forte dei Marmi con la doppietta di Giovannelli. I falli sono 3 a carico del Sarzana, a quota 1 il Forte dei Marmi. Kerekes in possesso di pallina. Forte dei Marmi che fa girare sfera, aspetta il piazzamento per la conclusione. Succede un po' di tutto, dice il signor Eugenio Sala, arbitro della gara, che il portiere ha toccato, dunque Forte Marmi che torna in possesso dei secondi per l'azione d'attacco. Attenzione, adesso si lotta la balaustra, ma ancora meglio il Forte dei Marmi. Kerekes, la conclusione di Kerekes, sfera che si impenna, l'arbitro dice che si può proseguire. Intanto Rispogliati, Perroni, Andreoni, Andreani. C'è adesso il time out, perciò vedremo quelli che saranno le formazioni che continueranno questa gara che al momento vede Forte dei Marmi padrone della pista, seppur in maniera, diciamo, che fa girare molto la sfera, ma non ha ancora trovato il varco giusto per rendersi pericolosissimo. Comunque ancora tutta da giocare.
Dunque si riprende a giocare dal palahockey di Forte dei Marmi in pista con Bacci fra i pali, poi abbiamo Ambrosio, Del Medico, Lorenzo Giovannelli e Chereches. Dunque Tommy turno di riposo, dall'altra parte Lavacetti Rispogliati. Se non vado sbagliato, vediamo di vedere i numeri perché non vorrei confondermi più di tanto, con il numero 24 Angeletti e con il 77 Lavacetti, Perroni, scusate, Pistelli Rispogliati. Insomma, i quattro sono questi. Importantissimo Pistelli nell'economia della formazione del Sarzana, che dopo 20 minuti ancora non ha avuto un secondo di riposo. Pistelli ancora cerca l'incursione, va alla conclusione che passa alta, si lotta alla sponda, alla meglio al momento del Sarzana che va alla conclusione ancora, passa al lato, poi Ambrosio soffia a sfera, Giovannelli per Chereches, si porta in fase difensiva al Sarzana, fa girare sfera il Versilia Hockey Club. Dunque ancora la martellata e la risposta del portiere, ricordo Alessio Perroni, che la spara direttamente in panchina. Dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi, insieme alla punizione recupera anche i 45 secondi battuta in questo momento. La sfera è per Chereches, all'indietro Lorenzo Giovannelli per Chereches, ma è lunga di un pelo e dunque Lavacetti può recuperare sfera e cercare di andarsene in sponda. Attaccato e c'è il blu a Brando Del Medico. Dunque azione scomposta del giovane Brando quando mancano 4 minuti alla fine. Dunque il Forte dei Marmi deve difendersi con l'uomo in meno. Battuta in questo momento, il Forte dei Marmi era riuscito a trovare la rete durante la superiorità numerica, vediamo se altrettanto riuscirà a fare il Sarzana. Tentativo che non riesce, Lavacetti in possesso di sfera, ancora lui, l'incrocio, poi il filtrante è sporcato però da Chereches, ma ancora il Sarzana in possesso di pallina, sfera che rimane lì, rilanciata, attenzione al contropiede, c'è il gol, rilanciata male la sfera, ancora una volta il Forte dei Marmi regala una palla sanguinosissima al Sarzana, che non può far altro che 2 contro 1 di buttarla dentro. Dunque 3-2 Sarzana. Al momento i cartellini blu sono sanguinosissimi da una parte e dall'altra e il Sarzana ha ancora 1 minuto e 20 secondi di superiorità numerica, che sappiamo che da quest'anno anche in caso di gol non si annulla, si giocano tutti e 2 i minuti. Dunque tutto pronto, battuta in questo momento, Chereches in possesso di sfera, la sfera è però recuperata subito dal numero 46 Perroni, Pistelli, Perroni, Pistelli ancora, la mette dall'altra parte, Lavacetti per il tentativo di prima intenzione, sfera alta che schizza lontano, ma Perroni è il più veloce ovviamente a recuperarla. Ancora Lavacetti, poi la sfera recuperata, è sparata in avanti in una qualche maniera da Giovannelli, poi il tentativo, attenzione, sbagliato il passaggio ma pericolosissima, buona l'idea, Lavacetti ancora, l'appoggio è per Angeletti
rimbalzo maligno, ancora Lavacetti in possesso di sfera, tentativo di passaggio al centro, si intromette Ambrosio che la ferma, la fa correre per Giovannelli, da questi a Kerekes, sfuma l'inferiorità numerica anche in questo modo e dunque c'è una sfera alta, una punizione, un time out chiesto da mister Beretta. Allora il Forte dei Marmi aveva riacciuffato il risultato, poi il cartellino blu, superiorità numerica, il gol di Perroni che riporta avanti la squadra del Sarzana quando oramai manca una manciata di minuti alla fine del primo tempo. Forte dei Marmi che fa un gran possesso e trova le triangolazioni, ma ha lasciato per 3 volte palle sanguinosissime, anche l'ultima. Il gol in superiorità numerica è stata una sfera cercando di spazzarla via, è stata in realtà appoggiata sull'avversario. Quando sei con l'uomo in meno, sbilanciarsi a questa maniera diventa più che mai pericoloso. Dunque riprendono a giocare le squadre: Pistelli, Angeletti, Lavacetti e Perroni, Ambrosio, Kerekes, Lorenzo e Tommaso Giovannelli. Sarzana che manovra in attacco quando manca un primo e 57 in vantaggio per 3-2. Immagino che si cercherà di conservare il risultato sulla panca del Sarzana. Giovannelli per Ambrosio, dall'altra parte per Lorenzo per Tommaso, incrociano i due, poi c'è il fallo di lunetta di Kerekes secondo l'arbitro e la punizione è in favore del Sarzana, dunque a 1,26. Sarzana che può rimpostare l'azione d'attacco con 45 secondi a disposizione. Lavacetti che stringe, la sfera recuperata però molto bene dal portiere Bacci, da questi a Lorenzo Giovannelli per Tommaso fin dietro porta, attaccato da Pistelli che lo spintona, resiste alla carica, serve all'indietro. Ancora Lorenzo cerca un'accompagnata, poi al centro per Ambrosio, controllato dalla difesa del Sarzana. 40 secondi, Forte dei Marmi che cerca di andarsene, non ce la fa, si lotta sull'altezza della tre quarti. Vediamo che la sfera è sparata lunghissima per il numero 24 Angeletti. Dall'altra parte c'è però Tommaso Giovannelli, ma un po' di pasticcio. Poi Ambrosio vince un primo contrasto, non il secondo. L'ultimo tiro sarà dunque per la formazione del Sarzana. Attenzione alla percussione, il portiere che ferma ancora. 2 secondi, niente da fare, non c'è tempo, si chiude il primo tempo sul risultato di 3-2 in favore del Sarzana. Forte dei Marmi che fa partita, gira sfera, manovra molto bene, perde 3 sfere sanguinosissime e il Sarzana, da grande utilitarista, le utilizza tutte e 3 per portarsi sul risultato di 2-0 prima, poi 2-2, 3-2 dopo, e dunque questo è quanto. Al momento il risultato premia la formazione del Sarzana. Adesso vedremo, abbiamo tutto un tempo per decidere chi ne uscirà vincente. Dunque da parte di Fabrizio Ercolini al momento è tutto, un grazie a voi che avete avuto voglia e pazienza per ascoltarci, a Giuseppe Nardini per la ripresa della parte tecnica, a Simone Polacci per la regia. Ci sentiamo per il secondo tempo.
Pareggia? No, questo non è bene.
Torniamo in diretta qua dal Palahockey di Forte dei Marmi, battuta al centro, Forte dei Marmi che va alla conclusione, una deviazione sfera sulla stecca, Forte dei Marmi con Brando del Medico che adesso prova una deviazione con Cacciaguerra ma non riesce. Dicevo, Brando del Medico, Tommaso, Giovannelli, Diego Chereches e Piercarlo Cacciaguerra. Risponde Matteo Pistelli, Andrea Perroni, Carlo Vanello e Alex Davacetti. Forte dei Marmi a manovrare, ricordo il risultato è di 3-3 in questo momento perché c'è la martellata dalla media distanza di Giovannelli dopo 46 secondi. Dunque Tommy la timbra ancora, tripletta personale, 3-3. Adesso ci sarà da fare molta attenzione alla reazione del Sarzana che, ricordo, per 2 volte è andato in vantaggio, prima in doppio vantaggio e poi adesso però perde sfera, poi dopo il pari del rosso-blu è andato a riprendersi il vantaggio. Battuta in questo momento Tommy Giovannelli, sfera all'indietro per Brando del Medico, Brando che incrocia dall'altra parte per Chereches, ancora per Giovannelli, Tommaso poi recupera una sfera che al primo momento gli era sfuggita a Brando del Medico, tra 2 avversari, all'indietro per Giovannelli, da questi a Cacciaguerra. Giovannelli ancora nella prova metà pista, una manciata di secondi alla fine, ancora Cacciaguerra, Chereches che prova il tiro, la deviazione di Brando ed è vantaggio rosso-blu. Dopo un primo e 11 del Medico, la deviazione su tiro di Cacciaguerra. Dunque il Forte dei Marmi trova il primo vantaggio della serata. Adesso da segnalare il Forte dei Marmi in pista con il portiere Ciupi, così come d'uso ormai, un tempo per uno per tenere tutti e 2 i ragazzi super allenati. Giovannelli la passa bene per Del Medico, poi però c'è un attentissimo Perroni che gli impedisce la conclusione. Dunque Versilia Hockey Forte che manovra. Al centro, sulla ribattuta, il più veloce di tutti è Carlo Vanello che poi rimposta l'azione, ma c'è Cacciaguerra che fa buona azione di disturbo, poi Chereches, rimbalzo maligno, mantiene il possesso. Attenzione che ci prova ancora il Forte dei Marmi con Giovannelli, la sfera è ancora per il Forte dei Marmi, 30 secondi per chiudere l'azione d'attacco del Medico. Dall'altra parte Tommaso Giovannelli per Diego Chereches, ancora Giovannelli per Chereches che però ha problemi a recuperare sfera, dunque è il numero 46 Perroni che la rilancia lunga per Pistelli, ma c'è netto anticipo di Tommaso Giovannelli che rimposta l'azione d'attacco. Tommy ancora per Piercarlo, da questi a Brando del Medico per Chereches, Diego la smista per Cacciaguerra, per Brando, percussione di Brando, poi è costretto ad allargarsi per l'intervento di un ottimo Perroni, ma mantiene il possesso della pallina con Cacciaguerra. 18 secondi alla fine dell'azione d'attacco, la sfera di Cacciaguerra, la recupera, cerca di andarsene, non gli riesce fra 2 avversari, poi ce la fa in un secondo momento, è Giovannelli che poi al limite dell'area non trova lo spazio per la conclusione e sfumano i 45 secondi, dunque riesce il Sarzana ad impedire il tiro al Forte dei Marmi. C'è adesso il time out chiesto da mister Facchini.
che vuol parlare con i propri ragazzi, perciò tutti là a sentire cosa da dire. È impressionante la partenza del rossoblu in questo secondo tempo. Dopo 46 secondi Tommaso Giovannelli trova l'ennesima martellata per il 3-3 a 1:11, tiro da fuori, deviazione molto buona di Brando Del Medico. 4-3 Forte dei Marmi che nel secondo tempo inizia col piede giusto e si porta in vantaggio. Entra l'addetto alla pista ad asciugare e c'è il Forte dei Marmi che riprende a giocare con la formazione praticamente invariata. Brando Del Medico, vicino a lui vediamo Cacciaguerra, dietro Kerekes e Giovannelli, ma la sfera è recuperata dal Sarzana, poi però il filtrante è sbagliato. Perroni ci prova dalla lunga distanza, devia la sfera il numero 7 Kerekes, attenzione Pistelli al centro, ancora una sbandata e ancora un tiro accompagnato con la sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco. Dunque c'è la punizione in favore del Sarzana che ovviamente dopo aver assaporato 2 volte il vantaggio non ci sta. Tentando la porta avanti, la cambia con Cacciaguerra per Kerekes, per Cacciaguerra ancora, Cacciaguerra per Giovannelli, dall'altra parte Cacciaguerra per linee orizzontali, ancora Giovannelli, mentre chiama la profondità il mister Facchini. Kerekes per Brando Del Medico, Brando in orizzontale per Giovannelli, da questi a Kerekes, Kerekes ancora, aspetta il piazzamento, poi un tiro accompagnato, tentativo di deviazione, però c'è un ottimo Pistelli che la lascia a Perroni. Perroni tenta il tiro, dall'altra parte c'è Ciupi che la spedisce fuori dal rettangolo di gioco. Dunque la punizione già battuta, ovviamente 19 minuti e 45 alla fine, ovviamente gara più che mai in bilico, con il Sarzana che cerca di pressare la formazione rossoblu nella speranza di trovare il gol del pari. Il tiro, Ciupi ancora, la trattenuta al limite dell'area consente a Sarzana di utilizzare ancora 45 secondi. Angeletti, ma Cacciaguerra con gran classe se ne va. Dall'altra parte per Kerekes per il tentativo sotto misura, occasionissima rossoblu. Buona risposta del portiere Alessio Perroni e siamo già dall'altra parte con il Sarzana che tenta l'incursione in area di rigore. Angeletti in possesso di sfera, l'appoggio è per Pistelli, Lavacetti, dall'altra parte Angeletti, Pistelli per il tentativo murato molto bene dal portiere, poi Brando Del Medico recupera la sfera, la riportano avanti per i suoi, la cambia per Tommaso Giovannelli, attaccato, l'appoggio è per Kerekes, non c'è la possibilità del tiro ma la sfera è recuperata ancora dal Forte dei Marmi con Cacciaguerra. Ancora Del Medico in orizzontale, Tommaso Giovannelli esce dalla zona buia, percussione personale, si allarga, arriva in area di rigore, passa dietro porta e a momenti inganna il portiere. Leve lunghe di Tommaso che gli hanno consentito il giochino da dietro porta, ma niente di fatto. 4-3 il risultato, con Lavacetti che manovra per il Sarzana. In avanti ancora Pistelli attaccato, sfera all'indietro, Lavacetti
Lavacetti in fascia destra, il tiro, il guantone di Ciupi, attenzione Angeletti, tenta anche lui una deviazione, colpisce al fianco il compagno Lavacetti che crolla a terra. L'arbitro giustamente ferma il gioco. Lavacetti va a prendersi un turno di riposo perché sicuramente avrà bisogno di un buon ghiaccio spray, perché insomma il tiro non era di quelli delicati assolutamente. Dunque turno di riposo, rientra in pista il numero 5 Mattia Rispogliati, sfera per Kerekes, per Cacciaguerra alla sponda, alla meglio, poi entra in area di rigore e poi ci prova anche Kerekes, 2 volte il portiere del Sarzana salva la situazione. Adesso è Del Medico nell'angolo fra 2 avversari, finisce a terra e l'arbitro dice che tocca da terra, dunque c'è la punizione già battuta. Attenzione che torna in avanti il Sarzana, Angeletti in possesso di sfera, Angeletti ancora, cerca di arrivare nei pressi di Raffaello Ciupi, fa buona guardia alla difesa rossoblu in questo frangente. Pistelli, tiro accompagnato, poi la stecca di Ciupi spazza l'area, Cacciaguerra perfeziona, scarica su Kerekes che rimposta l'azione d'attacco, dall'altra parte per Del Medico, intanto si prepara, si alza dalla panchina Lorenzo Giovannelli. 16:24, 4-3 per la formazione allenata da mister Facchini. Cacciaguerra cerca la precisione, poi riesce a mantenere la sfera nell'angolo, la serve a Kerekes, da questi a Giovannelli, dall'altra parte per Brando Del Medico, ancora Cacciaguerra all'indietro, attenzione ai secondi, la martellata di Cacciaguerra, poi la sfera finisce fuori dal rettangolo di gioco, veramente di Giovannelli, scusate, poi si riprende a giocare con il Forte dei Marmi in avanti, ancora Giovannelli, l'incursione, poi la sfera finisce sulla stecca di Angeletti, ancora Perroni in possesso di pallina, 15:34 alla fine della gara, Rispogliati, poi c'è un fallo di 5 secondi di Rispogliati, intanto ha fatto il suo ingresso in pista il numero 8 Andreoni per Lavacetti, battuta in questo momento Kerekes in possesso di pallina, dall'altra parte per Giovannelli, missile di Giovannelli col guantone il portiere Perroni, siamo dall'altra parte, tenta l'azione solitaria Angeletti, poi è fermato, dunque chiede appoggio Andreani, scusatemi ancora, tentativo alla lunga distanza, la deviazione c'è ma è rosso-blu, Kerekes la recupera per i suoi, dunque Andreani non può intervenire, la recupera Lorenzo Giovannelli, la cambia per Cacciaguerra, da Cacciaguerra a Tommy, ancora Kerekes per Giovannelli e poi c'è la stecca del portiere fuori dell'area di pertinenza, dunque la punizione dal vertice passa alla destra dello stesso Alessio Perroni. Tutto pronto per la battuta effettuata in questo momento, Giovannelli fra 2 avversari, hanno la meglio su di lui, la sfera, attenzione per Angeletti che però è solo e dunque cerca di fa quel che può.
e purtroppo per lui non è molto. La sfera recuperata ancora una volta dal Forte dei Marmi. 14 minuti alla fine della gara, il risultato, ricordo, 4-3 in favore della formazione del Versilia Hockey Forte dei Marmi. Cacciaguerra, molto aggressiva la marcatura adesso del Sarzana, la caccia della pallina. Cacciaguerra ancora, mentre c'è Facchini che dà indicazione ai suoi dalla panca. Giovannelli, da questi a Cacciaguerra, dall'altra parte Tommaso Giovannelli cerca il tiro accompagnato, la recupera il portiere ma non il Forte dei Marmi, che dunque il Sarzana torna in avanti. Il tentativo era quello di riprendersi 45 secondi, poi è Cacciaguerra ma commettendo fallo secondo il signor Eugenio Sala. La punizione in favore del Sarzana già battuta. Perroni, rispogliati, poi la sfera recuperata da Kerekes. Rimbalzo maligno, mantiene la palla Kerekes, la serve a Giovannelli. Adesso bisogna smistarla. Kerekes ancora, Giovannelli dietro la porta di Alessio Perroni per il tentativo di Kerekes in uscita, niente da fare. Cacciaguerra, Lorenzo, Giovannelli per Kerekes, ancora Lorenzo, esce dalla zona buia, poi lancia Kerekes che però gli ritorna sfera all'indietro. Tentativo adesso per Tommaso Giovannelli dietro porta, cerca il passaggio che riesce solo a metà, non rischia nulla. Cacciaguerra accompagna la sfera a fine corsa, non aveva tempo per scaricare e mancano 12:30, perciò si entra nell'ultimo quarto di gara con il risultato di 4-3 in favore della squadra del Versilia Hockey Club Forte dei Marmi. 3 falli a carico del Sarzana, quota 2 il Forte dei Marmi. Intanto è Angeletti dietro porta, cerca un compagno, lo trova lunghissimo su Rispogliati che va alla conclusione, e poi il tentativo, si lotta alla sponda e dà la meglio grazie al fischio dell'arbitro Kerekes. La palla già battuta, Forte dei Marmi che torna in avanti, poi sbagliata il passaggio, attenzione, interviene Kerekes ma poi in una qualche maniera Rispogliati riesce, grande Cacciaguerra, a fermare il passaggio che sarebbe diventato pericolosissimo. Succede un po' di tutto là intorno all'area, poi ne esce Cacciaguerra che riporta avanti sfera per i suoi, chiama i suoi alla calma. Kerekes per Giovannelli al centro per Cacciaguerra, un po' di confusione. Tommaso Giovannelli attaccato in maniera fallosa, la punizione in favore del Forte dei Marmi. Vale il quinto fallo a carico del Sarzana, quota 2 la formazione allenata da mister Facchini. Tanto richiama i suoi all'ordine Alessio Perroni, battuta in questo momento. Giovannelli mantiene il possesso, la cede all'indietro per Lorenzo Giovannelli, filtrante per la sfera in avanti, ancora Tommaso Giovannelli in orizzontale per Kerekes. 11 minuti alla fine, Kerekes sgroppa in fascia destra, poi tenta il tiro in diagonale, niente da fare, attenzione Andreani, si fa tutta la pista, poi in una qualche maniera, a mio avviso anche commettendo fallo, la riconquista del Forte dei Marmi, ma l'arbitro dice che si può continuare. In questo caso il fallo secondo me era al contrario, ma del resto voglio dire anche quello di prima a mio avviso era un fallo per il Sarzana. Bilancia la cosa intanto dentro Gabriele Ambrosio, turno di riposo per Kerekes. Attenzione, Lavacetti la mette al centro, Ambrosio se ne impossessa, imposta l'azione in orizzontale per Cacciaguerra, la cambia per Lorenzo Giovannelli, da questi a Tommy.
Tommy al varco, va alla conclusione, una martellata che però è fermata. Attenzione al contropiede del Sarzana che non riesce. Rientra subito la formazione rosso-blu che sta spendendo decisamente molto. 10 minuti alla fine, un gol di vantaggio, 4-3 in favore del Versilia Hockey Forte dei Marmi. Lavacetti in possesso di sfera, scusate, Angeletti. Lavacetti è in panca, no, è qua sulla fascia destra, riprende sfera adesso. Lavacetti ancora al centro dove c'è Tommaso Giovannelli che la fa da padrone, poi cerca il filtrante che non riesce, ma Cacciaguerra in seconda battuta gli ritorna a sfera, poi finisce a terra. E c'è l'ammonizione a Giovannelli che era stato agganciato da dietro, probabilmente ha accentuato troppo la caduta secondo l'arbitro, ma il contatto era nettissimo, di fatto non doveva cadere Giovannelli. Tanto cerca di manovrare il Sarzana, lo fa spedendo sfera in avanti per Pistelli, ma lì c'è Cacciaguerra, Ambrosio, il tiro accompagnato da Ambrosio, fa la barba, la traversa, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco e dunque punizione in favore del Sarzana. 9-23. Sfera in possesso di Lavacetti che la cambia su Perroni, cerca di andarsene Perroni, c'è un blocco grosso come una casa ma l'arbitro fa proseguire. Poi la palla al centro, è in possessa Tommaso Giovannelli che chiama i suoi allo schema. Tommaso tra due avversari, Ambrosio, Cacciaguerra, ancora Tommaso Giovannelli per Lorenzo, al centro per Ambrosio che sfiora il gol. Poi va a lottarla Lavacetti. Lavacetti comunque cerca di andarsene e ci riesce. Poi l'arbitro fischia i 10 secondi. Buono il pressing di Ambrosio che costringe al fallo di tempo l'avversario. 8-32, Forte dei Marmi che può tornare in avanti. Chiesta la distanza, battuta in questo momento in profondità per Ambrosio. Ambrosio ancora all'indietro, Tommaso Giovannelli, in orizzontale Cacciaguerra per Ambrosio, Giovannelli per Lorenzo, per Cacciaguerra se ne va fra due avversari, poi cerca di servire Tommaso, non gli riesce, la sfera finisce nell'angolo. È Perroni il più lesto, ma poi gran lavoro di Cacciaguerra, il rilancio è un secondo troppo veloce e dunque Pistelli torna in possesso di sfera, controllato da due avversari. Cacciaguerra ancora riconquista pallina per i suoi, è però solo in una selva di maglie rossonere, è costretto a girarla nuovamente all'indietro. Ancora Lorenzo Giovannelli a domestica sfera, 7-26. Il prossimo time out sarà chiesto da mister Beretta. Attenzione, Ambrosio messo giù, l'arbitro dice che si può proseguire, diventa un contropiede per il Sarzana, sfuma poi però la possibilità. Palla riconquistata da Gabriel Ambrosio fra due avversari, la mette all'indietro per Lorenzo Giovannelli, perde l'attimo per la conclusione. Tommaso in possesso di sfera, molto arrabbiata la panchina del Sarzana per questa occasione sprecata. Cacciaguerra per Giovannelli, ancora per Giovannelli, Lorenzo, Cacciaguerra, la fa correre per Tommy, per Cacciaguerra, il tiro di Cacciaguerra è però controllato dall'avversario. Cacciaguerra attaccato, si libera, entra in area Cacciaguerra, 5-3 a 6-26, capolavoro di Cacciaguerra.
Vediamo l'azione, fa tutto da solo, siede tutti e la piazza di precisione. Doppio vantaggio rosso-blu e Piercarlo Cacciaguerra a mettere il doppio vantaggio, questa volta a favore del Forte dei Marmi. Sia ben chiaro, nel primo tempo il doppio vantaggio era a favore del Sarzana e a quanto pare non è servito, perciò ancora molto c'è da lavorare. Time out, ragazzi alle panchine, a respirare, a prendere istruzioni. Dunque si torna in pista il Sarzana, lo fa con il portiere Alessio Perroni, Lavacetti, Alex Lavacetti, Matteo Pistelli, Mattia Rispogliati e Lorenzo Angeletti. Il Forte dei Marmi risponde con Raffaello Ciupi fra i pali, Gabriele Ambrosio, Diego Chereches, Lorenzo Giovannelli e Piercarlo Cacciaguerra. Tentativo, poi forse anche una carica sul portiere Ciupi che l'arbitro dice di far correre. La sfera è per Pistelli all'angolo, ovviamente è chiesto il massimo sforzo alla formazione del Sarzana. Sfera all'indietro, ancora un tentativo di tiro nel mucchio, a domestica sfera dopo la parata di Ciupi Chereches, 3 avversari su di lui, Cacciaguerra, Giovannelli, Cacciaguerra, Giovannelli, Cacciaguerra ancora, fa filtrare per Chereches dietro la porta avversaria, ma fa buona guardia Lorenzo Angeletti. Poi Cacciaguerra torna in possesso di sfera dopo il contatto con Chereches, ancora Chereches per Cacciaguerra, da questi a Lorenzo Giovannelli, si ferma, si libera da un avversario, con l'aiuto della sponda raggiunge ancora Cacciaguerra, poi il filtrante prende in controtempo Gabriele Ambrosio e dunque il Sarzana a 5-14 può tornare in avanti. Tentativo dalla distanza sbagliato e dunque Cacciaguerra che tenta il filtrante, niente da fare, ancora Cacciaguerra per Chereches, da questi a Lorenzo Giovannelli, il passaggio in avanti per Gabriele Ambrosio, 2 su di lui alla sponda, l'arbitro dice che si può proseguire, poi finisce a terra Ambrosio, tocca la sfera da terra, l'arbitro dice che si riparte con la punizione. Attenzione, provava Lorenzo Giovannelli a cercare un filtrante importante, non riesce, dunque torna in avanti il Sarzana che però impatta sulla stecca di Chereches che porta via sfera. Attenzione, Pistelli caparbiamente la mette al centro, ancora Cacciaguerra, grande Cacciaguerra, se ne va da solo per Lorenzo, il gol di Lorenzo, 6-3. Dunque questa volta è Lori Giovannelli che fa il 6-3 al 20-17. Non mette un'ipoteca sulla gara perché 4 minuti e 30 sono un tempo infinito, ma insomma lascia sicuramente più serena squadra e tifosi rossoblù. Intanto il tentativo di Pistelli è una sventolata nell'area di rigore che un tempo sarebbe stata punitissima, oramai i regolamenti sono quel che sono. Sfera all'indietro, sporcata, si lamenta Angeletti, rimposta l'azione, tentativo dalla distanza che diventa una ripartenza per il rossoblù con Chereches che va vicino alla 7ª rete, ma c'è già Lavacetti dall'altra parte.
schierata a difesa della porta la formazione del Versilia Hockey Forte. Perroni, ancora un tentativo per la ribattuta di Pistelli che non riesce, intervento difensivo di Ambrosio, e ancora, se mai servisse dimostrarlo, Ciupi fa vedere quanto vale, la spara fuori dal rettangolo di gioco e questa volta il time out è chiesto da mister Facchini, che sicuramente è un time out per cercare di respirare. Nel primo tempo Perroni e Rispogliati portano fra il sesto e l'ottavo, il 2-0 per la formazione del Sarzana. Blu a Lavacetti in superiorità, Lavacetti in superiorità numerica. Tommaso Giovannelli fa il 2-1, poi sfuma la superiorità, ma ancora Tommaso il 2-2, il blu del medico. Perroni in superiorità, 3-2 si chiude il primo tempo. Nel secondo tempo è un inizio al Formicotone del Forte dei Marmi allo 0,46 Tommaso Giovannelli, all'1,11 Brando del medico, poi c'è il gol di Cacciaguerra per il 5-3 e al 20° Lorenzo Giovannelli il 6-3, che al momento consegnerebbe il primo posto in classifica alla formazione rosso-blu. Si parte in questo momento, Lavacetti in possesso di sfera, il tiro, Ciupi la spara fuori, ancora Lavacetti, ancora lui, scusate, Angeletti di questo momento, Angeletti ancora per Lavacetti, adesso va alla conclusione, Ciupi la ferma, Lorenzo Giovannelli la appoggia per Kerekes, da questi a Cacciaguerra, Lorenzo Giovannelli per Kerekes, Cacciaguerra, non so cosa ha detto mister Berretta ai suoi ragazzi, ma sa cosa ha detto sicuramente Andrea Facchini. Usate il cervello, lo stiamo vedendo, fanno girare sfera con 2,34 sul cronometro. Il cronometro è un alleato prezioso quando hai 3 gol di vantaggio. Adesso siamo ai limiti dei secondi, perciò si lascerà lì nell'angolo, si riconsegna sfera all'avversario e si riparte. Sarzana in avanti, Angeletti, dall'altra parte Pistelli per Lavacetti, Rispogliati, il tiro, la spazzata di Ambrosio, la sfera ancora Ambrosio fra due avversari, non passa e dunque la pallina corre lontana, ma c'è Cacciaguerra che la intercetta per i suoi. Serve Ambrosio, ancora Cacciaguerra per il tentativo in uscita da dietro porta di Kerekes che non funziona. Forte dei Marmi recupera i secondi però per il tocco del portiere, dunque Cacciaguerra esce dalla zona buia, poi sbaglia il passaggio, attenzione Pistelli a tu per tu con Raffaello Ciupi, non può sbagliare. 23:39, Pistelli accorcia per i suoi. Un rimbalzo favorisce l'incursione di Pistelli a tu per tu con Ciupi, alza e schiaccia che non può essere fallito dal numero 18 Pistelli. Pistelli all'indietro, il tentativo, sfera che rimane lì, succede un po' di tutto nel rigore, si lamenta Pistelli, per molto meno prima abbiamo preso un giallo ed è Ambrosio che cerca di metterci mestiere, lo fa molto bene, poi la dà all'indietro ma Pistelli si impossessa la pallina, attenzione, pericolo ancora, poi Lorenzo Giovannelli, da questi a Kerekes, ragiona ancora per Lorenzo, per Cacciaguerra, la fa correre per Kerekes. Forte dei Marmi che gioca ai 4 cantoni, sfera alta dice l'arbitro, a 26 secondi dalla fine
il Forte dei Marmi è in vantaggio per 6-4 e ormai solo un suicidio collettivo può fargli perdere la vittoria. Il tentativo si pianta addosso al cosciale di Ciupi, dunque tutto pronto, 18 secondi, la sfera è per Lorenzo Giovannelli che si ferma, l'appoggia dall'altra parte dove c'è un cacciaguerra che non ha difficoltà, da questi a Chereches, dietro porta, cacciaguerra ancora, attaccato vittoriosamente da Lavacetti, poi finisce la gara con il Forte dei Marmi che si aggiudica i 3 punti per 6-4, 3 punti che proiettano in vetta alla classifica insieme a Camaiore e Scandiano il Forte dei Marmi. Forte dei Marmi che inizia in maniera un po' contratta, forse anche per il fatto di dover conquistare l'intera posta, e ne approfitta con 2 errori, oserei dire errorissimi, del Forte dei Marmi. Ne approfitta il Sarzana, prima con Perroni, poi con Rispogliati. Rientra in gara con la doppietta di Tommaso Giovannelli fino al 2-2, poi sul finale di tempo Perroni ancora fa 3-2 Sarzana. Si rientra dagli spogliatoi, ma è un altro Forte dei Marmi molto più concentrato, più cinico, più cattivo. Tommaso Giovannelli dopo 46 secondi, Brando del Medico dopo 1:11, poi gran gioco a metà tempo è Cacciaguerra a portare sul 5-3 il Forte dei Marmi. Nel finale al 20° Lorenzo Giovannelli e poi Pistelli, quando mancano oramai una manciata di secondi alla fine della gara, fa il quarto gol per il Sarzana. Dunque Forte dei Marmi che si aggiudica la gara e si porta in testa alla classifica di Serie A2, gran soddisfazione. Da parte mia un grazie a chi ha avuto la voglia e la pazienza di ascoltarci, un grazie all'amico Giuseppe Nardini per le riprese e la parte tecnica, a Simone Polacci per la regia, mentre vediamo i ragazzi della Serie 2 vanno a prendere l'applauso del pubblico. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, Ale.